Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì di Pasquetta a tutti voi telespettatori di Antena 3 con il telegiornale di Venezia. In primo piano parliamo del porto di Venezia ma anche di quello di Chioggia che stanno disegnando il loro futuro. Riuniti sotto il controllo dell'autorità portuale dell'Alto Adriatico, ecco quali sono le priorità. Punto di svolta per il porto di Venezia. È il momento infatti di decidere scelte e strategie per il domani, avere una visione che lo proietti nel futuro, un futuro inserito nell'economia globale e nelle dinamiche internazionali. E due sono le strade su cui riaprire il dibattito con le istituzioni. Il documento strategico di pianificazione di sistema, come è definito tecnicamente, e il piano regolatore portuale. Il mercato è cambiato, c'è da valorizzare il porto e l'area industriale che c'è dietro. Il piano regolatore di Venezia Centro Storico è del 1908, quello di Venezia Marghera è 1965, qualcosa del genere, quello di Chioggia è del 1983. È una situazione che ho trovato, su cui voglio lavorare, su cui c'è una grande richiesta da parte del territorio. Deve essere fatta attraverso un percorso veloce ma attento di analisi di dove sta andando il mercato e di come noi dobbiamo potenziare il porto del Veneto. C'è poi il progetto Channeling per gli scavi concordati con l'Unione Europea, perché da fare non in un porto normale ma a Venezia, ovvero scavi all'interno della laguna che sono tutta un'altra cosa. Il progetto Channeling ci ha consentito di identificare l'intervento minimo dell'uomo e quindi in termini di intervento chirurgico sui fondali e siamo andati anche a studiare qual è l'impatto delle navi sulla propagazione del motondoso e sulle barene. Quindi è uno studio che ci consente di garantire la sicurezza della navigazione, tra l'altro con misure che già sono state adottate dalla Capitaneria, ma a garantire anche l'accesso al nostro porto, che è un porto che vive e che continua a vivere. C'è poi la questione fanghi, con la creazione di un'isola per raccoglierli. La nuova isola per il conferimento dei fanghi è una cosa che abbiamo pubblicato come commissario, è una cosa che serve alla città, perché i fanghi che vengono dragati per andare all'ospedale, che vengono dragati dal provveditore, ma anche che vengono dragati dal commissario, hanno per legge necessario di essere conferiti in un sito che non è rifiuto, non è tossico. Chi dice che nella nuova isola vanno rifiuti tossici ignora la norma. L'ambiente infatti è prioritario per il porto e l'attenzione all'ambiente è all'interno di ogni progetto e di ogni opera in programma. Ma il futuro di Venezia passa anche per un'altra strada obbligata: trattenere i giovani che già risiedono in centro storico, una battaglia difficile, e attrarne altri da tutto il mondo. Amministrazioni, fondazioni, associazioni, università, tutti al lavoro per Venezia. L'importante è riuscire a connettere tra di loro idee, progetti e competenze. E così per 5 giorni alcuni tra i maggiori esperti internazionali di trasformazione delle città, incontrando istituzioni, associazioni e professionisti della cultura veneziani, hanno formulato nuove proposte per trattenere i giovani che già vivono a Venezia e per attrarne altri da tutto il mondo. Un futuro di sicurezza, di non monocultura turistica, di attrazione, anche se di numeri contenuti, di nuovi residenti, anche se siano dei residenti come oggi, che magari non stanno bloccati fermi in un posto, ma hanno un certo livello di mobilità, di nuove professioni. Veramente questo è un luogo straordinario in cui vivere. I comitati privati internazionali per la salvaguardia di Venezia riuniscono 26 organizzazioni di 11 paesi. Obiettivo di questo progetto è fornire un punto di vista qualificato internazionale sulle dinamiche attuali e su quelle che possono plasmare il futuro della città, con una priorità assoluta. Rendere possibile il lavoro da una parte, delle opportunità di lavoro, e dall'altra le possibilità di casa, di poter avere soprattutto per le fasce della popolazione più giovane, più debole, una disponibilità di abitazioni accessibile. Due i pilastri di questo laboratorio: l'importanza delle nuove generazioni e la centralità della cultura, intesa non solo come insieme di beni patrimoniali da salvaguardare, ma come spinta fondamentale per il rilancio di una città produttiva e sostenibile. Intanto a Venezia, nelle parrocchie, non solo, è già partita la ricerca dei pass gratuiti per poter partecipare alla messa che Papa Francesco presiederà in Piazza San Marco domenica 28 aprile. Ecco le regole da seguire.
La caccia ai pass gratuiti per assistere alla messa presieduta da Papa Francesco a Venezia domenica 28 aprile in realtà è iniziata già da martedì 13 febbraio, quando è stato dato l'annuncio un po' a sorpresa dell'arrivo in laguna del successore di Pietro in visita pastorale. Da quando però lunedì scorso è stato confermato e comunicato il programma, la ricerca si è fatta ancora più insistente. Ecco quali saranno i criteri che verranno seguiti, lo spiega direttamente il Patriarca. Chi vorrà partecipare come può fare? Si rivolgerà alle parrocchie. C'è un sito della diocesi che rimanda però alle parrocchie. Le parrocchie fanno da referenti. Certamente i numeri saranno ad esaurimento, i numeri saremo intorno ai 10.000, ecco, possibili posti di presenza in San Marco nella piazza San Marco per la celebrazione eucaristica, saranno a esaurimento, saranno date anche in base al numero degli abitanti che hanno le singole parrocchie, ecco. Ma sono prenotazioni gratuite dei posti, certamente, questo è bene sottolinearlo, non sono biglietti, sono presenze assicurate tramite la prenotazione, visto che i posti sono comunque limitati. L'obiettivo è portare la capienza della piazza a circa 10.000 fedeli. La distribuzione dei pass non è ancora cominciata. Si aspetta di conoscere i numeri della capienza della piazza, che verranno stabiliti dalle autorità competenti nei prossimi giorni. Il tema di questa visita che è stato scelto è essere uniti alla vita. Sì, è un po' il tema del Vangelo di Giovanni, la vite, i tralci, l'unità, ecco, che è importante tra le membra, ma deve essere prima di tutto una grande unità con il Signore Gesù. In tempo pasquale questo ha un significato particolare, perché dopo il cammino quaresimale, dopo la celebrazione di Pasqua, bisogna vivere proprio questa realtà dello Spirito che costruisce la Chiesa, e quindi l'idea è proprio questa immersione, diciamo, in colui che dà anche la unità visibile alla Chiesa. Adesso, in attesa del 28 aprile, parliamo di questa Pasqua, e oggi nel giorno di Pasquetta si può fare anche un primo bilancio sull'andamento del turismo durante queste festività. Pioggia, maltempo, le temperature che si sono bruscamente abbassate. I giorni delle vacanze di Pasqua per gli albergatori del centro storico hanno comunque portato il pienone a Venezia. Si è sfiorato il tutto esaurito, che in condizioni meteo migliori sarebbe stato assicurato. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa, traccia un bilancio che sorride e guarda oltre. Una Pasqua positiva all'insegna del quasi tutto esaurito. Non siamo andati al tutto esaurito, il tasso di occupazione possiamo definirlo intorno al 90%, ma l'incertezza meteorologica probabilmente ha sconsigliato a qualche turista di venire. Comunque possiamo dirci soddisfatti. La prima prova, vera prova della stagione 2024 è stata superata positivamente, e quindi adesso attendiamo i grandi eventi, attendiamo la Biennale, attendiamo il Salone Nautico, il Salone dell'Artigianato, attendiamo il Redentore, tutti quei grandi eventi che rendono grande la nostra città anche dal punto di vista turistico ed economico, non solo culturale. C'è grande attesa da tutto il mondo per la 60ª esposizione internazionale della Biennale d'Arte, diretta da Adriano Pedrosa, che porterà visitatori in città da tutto il mondo. La Biennale soprattutto sarà una grande iniziativa. Quest'anno inizia ad aprile, a metà aprile, e già gli alberghi sono pressoché tutti esauriti per quel periodo, e quindi attendiamo con grande speranza l'arrivo di questa grande manifestazione, sapendo che segnerà poi per i mesi successivi un dato assolutamente positivo. Adesso in terraferma con una iniziativa singolare, iniziativa sanitaria e benefica. Dopo il caffè sospesa inventato a Napoli, a Mestre la visita medica sospesa, cioè completamente gratuita. Ad offrirla ai più bisognosi l'associazione AIED di via Mestrina. Già una quarantina quelle erogate dall'avvio del progetto, decollato a ridosso dell'arrivo del Covid, era il 16 febbraio 2021.
Diamo la possibilità a tutte le persone che per qualche motivo hanno delle difficoltà economiche di fare comunque la visita, perché la visita spetta a tutta la collettività, attraverso una donazioni che altre socio fanno spontaneamente, in modo che quando arrivano hanno la possibilità, anche le persone che non riescono per qualche motivo a non fare la visita regolarmente, a farla tramite questo cosiddetto, come per dire, caffè sospeso, dato dalle donazioni delle socie che liberamente, senza un importo preciso, lasciano una quota. Ambulatori specialistici, una palestra e uno spazio dedicato ai corsi per genitori, anche con i papà e i figli neonati. A individuare soggetti fragili aventi diritto, le operatrici nel tam tam e nel dialogo anche con la rete del sociale del territorio, ovvero enti, consultori ed emergency stessa. Ecco per quali prestazioni specialistiche riservate in particolare alle donne e ai ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni. Quindi visita ginecologica, ecografie, cose così, però un po' tutti anche gli altri settori, settore psicologico, gli psicologi, l'ostetriche, queste cose qui, è un po' per tutti, diciamo. L'associazione, oltre al contributo regionale di poco più di 10.000 euro annuali, vive grazie ai proventi e donazioni dei soci. Per quanto attiene al servizio della visita medica sospesa, ognuno versa quanto può e vuole. Ci sarebbe bisogno di più, perché comunque ne abbiamo tanto bisogno, però noi ci accontentiamo e comunque è una cosa che deve venire soprattutto dal cuore. È già tempo di pensare ai centri estivi, non ci saranno aumenti per le famiglie veneziane. Siamo in avvio di centri estivi, manca pochissimo e abbiamo deliberato in giunta appositamente delle linee guida di indirizzo per tutte le attività che andranno a coinvolgere i bambini sia delle scuole dell'infanzia che delle scuole primarie. La giunta comunale, su proposta dell'assessore alle politiche educative Laura Besio, ha approvato la delibera relativa all'organizzazione dei centri estivi per gli anni 2024-2026. Queste attività offrono un prezioso supporto per i ragazzi e per le loro famiglie durante il periodo estivo. I costi per il 2024 sono stati fissati a 60 euro a settimana, 110 euro per 2 settimane per il tempo pieno, 50 euro a settimana e 90 euro per 2 settimane per il tempo parziale, con previste riduzioni per i fratelli. Inoltre è stato confermato il valore dell'importo per ogni pasto, con 4 euro per i bambini della scuola dell'infanzia e 4,25 euro per quelli della scuola primaria. Importantissimo, abbiamo mantenuto le stesse tariffe. Sono delle tariffe calmierate, quindi a misura di famiglia. Faccio un esempio: per una settimana a tempo pieno 60 euro, per 2 settimane 110 euro, quindi parliamo davvero di un supporto che noi riteniamo di grandissimo valore, sia per i ragazzi, perché naturalmente con la convivenza riescono ad arricchirsi e a crescere, sia per le famiglie, per le quali è un validissimo supporto. Questi centri non solo offrono un ambiente sicuro e stimolante per i ragazzi, ma rappresentano anche un'importante risorsa per le famiglie, soprattutto per coloro che non possono permettersi altre opportunità ricreative durante le vacanze estive. Credo che una buona amministrazione emerga anche dal riuscire a mantenere determinate condizioni. Considerate che queste tariffe non vengono aumentate da molti anni e non sono state aumentate in Covid, perciò il valore che noi riteniamo abbiano i centri estivi è immenso. La cultura legata al turismo, al via da oggi un nuovo percorso espositivo alla scoperta delle ville venete. Al via da oggi con le prenotazioni un nuovo percorso con tante novità alla scoperta delle ville venete, tanti itinerari in una mappa di tappe, incontri e proposte che dalla Riviera del Brenta si allarga anche a Treviso e raggiunge il Friuli Venezia Giulia. Il presidente dell'Istituto regionale Ville Venete, professor Amerigo Restucci, ci presenta alcune delle proposte più significative anche in vista delle prossime festività pasquali. Questi giorni di Pasqua, cosa offrono le ville venete e cosa si può fare? Ci suggerisca qualcosa. Le ville venete sono 3.800 e colloquiano con le 400 del Friuli, quindi è un modo del settore pubblico, la Regione Veneto, di spiegare che le ville sono testimoni di cultura importanti nel territorio veneto. Una immersione nella storia. Ci sono cicli di affreschi narrativi che spiegano qual è la storia della cultura figurativa del Veneto, perché quando i proprietari fanno costruire le ville, ripenso a Palladio e dintorni, trovano anche
pittori dello stesso periodo che istoriano le ville. Ripenso al Veronese, ciascun proprietario offre a chi va a visitarla la possibilità di avere anche un accompagnatore all'interno che descrive proprio quello che è non solo l'architettura ma anche le qualità degli affreschi e dei cicli pittorici che sono depositati all'interno. Questo da quando? Questo più o meno è sempre valido, però nei giorni dopo Pasqua basta telefonare, prenotarsi e i proprietari sono disponibili a fare degli incontri con accompagnatori culturali che noi conosciamo e che sono in grado di raccontare la storia delle ville. Sono previsti anche itinerari in bicicletta fino a che le piste ciclabili ci sono, ma poi soprattutto sono anche interessanti i percorsi per esempio lungo il Brenta dove c'è un naviglio, il Burchiello, che accompagna i visitatori e si ferma di volta in volta davanti alle ville dove c'è un approdo. E anche questo è una testimonianza di come il Brenta è stato il veicolo per la costruzione delle ville che si affacciano in maniera molto imponente per la gran parte del corso del fiume. Torniamo a Venezia, una nota azienda per festeggiare i 100 anni di vita sta restaurando il busto di Teodoro Correr, tra i fondatori dei musei della città. L'antico busto dedicato a Teodoro Correr, fondatore del museo di Piazza San Marco che porta il suo nome, sarà restaurato e donato a Venezia come simbolo dello stretto legame tra l'azienda veneziana, guidata dalla famiglia Pellegrini dal 1924, e la città. Un busto la città glielo dedica nella sede che il nuovo museo ebbe nel 1880. Il busto è stato portato poi nella terza sede del museo, che è questa in Piazza San Marco, nel 1922, è rimasto esposto fino al 1952. Nel 1952, quando il museo è stato riaperto, il busto non ha più trovato posto, probabilmente non piaceva l'opera ottocentesca, un busto molto realistico. L'opera attualmente si trova nei depositi di Palazzo Ducale e ha bisogno di un intervento di conservazione. È opera dello scultore Giuseppe Soranzo, è datata 1886, misura 71 cm in altezza, 56 in larghezza e 31 in profondità. Una volta restaurato, il busto sarà collocato all'ingresso del museo. Con il recupero attuale, diciamo, anche critico dell'Ottocento, lo possiamo guardare con, come dire, uno spirito un po' più benevolo. È un'opera comunque interessante, verrà ripristinato togliendolo dai depositi del museo, restaurato, rimesso in onore, e con lui verrà anche rimesso in onore soprattutto la figura del fondatore dei Musei Civici di Venezia, Teodoro Correr. La conclusione del restauro è prevista per ottobre 2024, quando vi sarà la ricorrenza ufficiale dei 100 anni dell'azienda. Restiamo a Venezia perché è in arrivo la 44esima edizione della Suesopa ai Ponti. 44esima edizione della Suesopa ai Ponti, un classico per Venezia, una passeggiata di solidarietà che il 14 aprile porterà migliaia di persone a invadere pacificamente la città più bella del mondo. Per scoprire anche quelli che sono i luoghi meno conosciuti. Un ringraziamento particolare va al TGS Group, alla Marina Militare, all'ammiraglio Petrone, per aver consentito assieme al porto di passare per zone normalmente interdette alla circolazione. L'Arsenale è uno dei fulcri di Venezia e questa volta si continuerà a passare di lì. 450 i volontari al servizio dei partecipanti che saranno a numero chiuso. Sullo sfondo un progetto di solidarietà dei salesiani che sarà sostenuto anche dall'amministrazione. Quest'anno l'intera manifestazione è dedicata a Marco Polo, con il riconoscimento ufficiale del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte del viaggiatore, ambasciatore e mercante della Repubblica di Venezia. Quest'anno attraversiamo alcune aree verdi che spesso sono sconosciute ai più, da Parco Savorgnan al Giardino Papadopoli. Entriamo ovviamente anche quest'anno nell'Arsenale di Venezia, entriamo nell'area portuale di Venezia. Diventano molti, sempre di più, i punti focali della manifestazione. Lo scopo è conoscere altre zone di Venezia che non siano la solita affollatissima Piazza San Marco. Ricordiamo che i percorsi sono due: il percorso completo che parte da Piazza San Marco e arriva a Piazza San Marco di 11,6 km,
per 38 punti e il percorso breve invece ideale per le scolaresche di 5,6 km per 28 punti che parte dal porto di Venezia e arriva anche questo in Piazza San Marco. Piazza San Marco sarà però il luogo delle premiazioni e qui arriveranno tutte le scuole che partecipano al concorso Don Dino Berti. Aumentati anche i premi, 300 euro di buoni spesa per le scuole con almeno 100 partecipanti, 500 euro per le scuole che superano i 150 partecipanti. Tutto per questa edizione, ancora una buona Pasquetta a tutti, vi lascio al meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna a salire e il tempo migliora sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 2 aprile. Sul Veneto sarà decisamente soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso come ci mostra la grafica. Tuttavia non sono esclusi dei piovaschi in montagna e localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature in ripresa, minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 15-19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. In questo caso fino a metà giornata avremo una residua variabilità con qualche rovescio sparso in esaurimento, poi con il passare delle ore, quando avremo maggiori schiarite. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà possibile una nuvolosità irregolare ma con ampi tratti soleggiati. Temperature minime sui 4 gradi, massime intorno ai 15-16 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.